Torna l'annuale appuntamento di ANAP del Veneto. Quest'anno si concentra sulla non autosufficienza. Come al solito, redatta una guida che parla di numeri, del fenomeno, fa proposte e anche aggiunge alcune considerazioni e qualche indicazione per chi ha bisogno in famiglia di avere un aiuto su dove rivolgersi. L'evento si è svolto nel Vicentino quest'anno e aveva ospite, come di tradizione, l'assessore regionale alla sanità Lazzarin, che, intervistata da una giornalista del giornale di Vicenza, ha risposto a molte delle domande che l'associazione faceva in riferimento alla non autosufficienza. Sicuramente l'ANAP è un'associazione importante, insomma stimolo anche continuo anche per noi, partecipa a molti tavoli regionali, abbiamo ricordato quello dell'invecchiamento attivo piuttosto che con l'amministratore di sostegno, insomma in altre questioni è stata coinvolta. Nella non autosufficienza chiaramente, che sappiamo è una delle grandi sfide che non solo il Veneto ma tutto il paese dovrà affrontare nel futuro, perché sappiamo che oggi noi viviamo tutti molto di più perché la sanità ha fatto dei passi da giganti, quindi c'è un'aspettativa di vita molto più alta, però viviamo tutti di più con più problemi, quindi la cosiddetta cronicità, però anche la non autosufficienza, e quindi i numeri dicono che sarà in aumento continuo costante. Se teniamo conto che non ci sarà più, perché questo insomma è un dato demografico, sociale, insomma, che vediamo in qualsiasi contesto, non c'è più appunto la famiglia tradizionale, patriarcale, quindi la famiglia che può fare da cuscinetto e che può in qualche modo insomma essere di supporto alla persona che man mano diventa non autosufficiente, è chiaro che allora le istituzioni hanno l'obbligo e il dovere di predisporre una rete che sia una rete sufficiente, che sappia intercettare tutti i bisogni. La Regione Veneto comunque, a detta anche dei ricercatori, è avanti. Il fatto per esempio di aver messo insieme socio e sanitario, a disposizione denaro, anche perché molto del bilancio regionale va poi nella sanità, nel socio sanitario. Ma nel concreto per l'autosufficienza c'è qualche novità che sta arrivando? Nel concreto noi stiamo lavorando alla cosiddetta o così famosa, famigerata, chiamiamola come vogliamo, riforma delle IPA. Stiamo lavorando e siamo anche a un buon punto, adesso bisognerà capire con la chiusura della legislatura, adesso siamo occupati col bilancio in questo momento, quindi cosa riusciremo effettivamente, però il lavoro è fatto, un lavoro fatto anche con la Bocconi Cergas di Milano, ed è un lavoro che si occupa della non autosufficienza a 360 gradi e saremo, credo, la prima regione ad avere un piano così generale ma soprattutto differenziato. Si lavora col piano, col fondo non autosufficienza, in cui anche in questo caso insomma stiamo continuamente mettendo risorse, perché sappiamo qual è la situazione, la necessità, il bisogno, ma soprattutto le richieste da parte delle famiglie. Io devo dire che i pensionati artigiani rimangono attivi anche dopo il periodo di lavoro, anzi molti di loro vanno in pensione e continuano comunque a lavorare nell'impresa, magari curando la trasmissione di impresa ai figli o a chi poi subentrerà dopo di loro nella conduzione dell'azienda. Però il loro impegno va anche nel sociale, per cui si occupano di quelli che sono i temi che in qualche maniera possono dare delle difficoltà nella vita quotidiana. Il tema di oggi è estremamente attuale, peraltro, perché nel progresso della medicina si allunga la vita, ma si allunga quella parte di vita che evidentemente ha dei problemi maggiori. Bene, io credo che, e sarà anche la proposta che poi sarà quella che scaturirà dalla fine dei lavori di oggi, che la non autosufficienza bisogna pensarci prima, nel momento in cui si è ancora in attività, si sta ancora bene, con una sana prevenzione medica da una parte, ma dall'altra magari anche con una previdenza che possa mettere da parte quel denaro che serve eventualmente per poter poi far fronte a delle situazioni di disagio del genere. Oggi si approfondiranno questi temi, ma voglio dire, i pensionati non si occupano solo di quello, si occupano anche di sicurezza, si occupano di formazione di quella parte appunto della vita che può dare delle difficoltà, e si occupano di poter migliorare quella che è la qualità di vita anche nella terza stagione della vita. Abbiamo sì il vantaggio che si vive di più. Perché io ho sempre lo slogan che dico che è bello diventare anziani, ma non è bello essere anziani, perché gli anziani portano dietro un sacco di patologie e di cronicità soprattutto. Ecco che in questo caso oggi, insieme con l'assessore Lazzarin, vogliamo sentire il punto e quello che saranno i programmi futuri
sul tema della non autosufficienza. Anche quest'anno pubblicazione, dati statistici, praticamente presentate all'assessore un quadro di tanta gente che ha bisogno e di pochi soldi a disposizione, quindi l'ANAP in questa pubblicazione mette anche delle proposte concrete sia a livello di Regione Veneto che a livello nazionale. Certo, questo è il nostro scopo, questo convegno è un motivo di partenza, non di arrivo, perché oggi non è che ci parliamo addosso, ma noi abbiamo preparato uno studio e soprattutto una pubblicazione che potete benissimo vedere, che questa pubblicazione arriva a tutti i nostri circa 25.000 soci. Lo scopo è appunto di informare i cittadini, di informare su quelli che sono i diritti e i doveri anche della non autosufficienza. Questo è lo scopo. E naturalmente in questa pubblicazione, che oggi noi incontreremo l'assessore Lanzarin, faremo noi le nostre proposte per quanto sono per i problemi del tema dell'anziano, perché il tema dell'anziano, come avevamo detto prima, di solito normalmente porta a tantissimi altri problemi. C'è anche in fondo una guida pratica, cioè avete raccolto tutte le informazioni che uno deve sapere, i diritti e i doveri di chi ha in famiglia uno che non è autosufficiente. Sì, questa appunto, che ripeto arriverà a tutti i 25.000 soci, è una guida consultabile, fatta in maniera molto semplice, in maniera che chi purtroppo ha bisogno, ha la possibilità di non dare alla cieca, no? Di poter informarsi di quello che potrebbe aver bisogno. E noi, lo scopo di questa pubblicazione, il tema più importante è appunto di informare i nostri soci. Tema la non autosufficienza, i numeri sono incredibili sia a livello nazionale che veneto, i problemi sono grandi non solo per chi è non autosufficiente giovane ma anche per gli anziani, perché si vive di più e quindi chiaramente crescono i problemi, però i fondi sono pochissimi, ci sono delle proposte anche a livello regionale, però le leggi e i fondi principali partono da Roma. Sì, partono da Roma e da Roma non parte niente, questa purtroppo è la prima cosa che devo assolutamente dire. Il problema è molto serio, il problema ci vedrà nel 2050 con 25 milioni di ultra 65 anni, quindi il problema sicuramente è importante, è un problema da affrontare. Naturalmente quando poi tutti si nascondono nel fatto che non ci sono soldi, non ci sono risorse, quando invece ad un certo momento nel mondo poi nostro degli anziani, specialmente poi degli artigiani che hanno fatto la storia economica dell'Italia, meriteremo sicuramente di più. Abbiamo fatto uno studio a livello nazionale proprio sulla non autosufficienza, lo dobbiamo ancora presentare perché è un tema molto molto importante e vogliamo approfondirlo, poi come sappiamo la sanità è a livello regionale, quindi poi ogni regione dovrà fare la propria parte. La regione Veneto da questo punto di vista è più avanti delle altre regioni, però anche da questo punto di vista però non è che possano fare più di tanto, in quanto poi deve essere in fila, in regola per quanto riguarda le file nazionali, le regole che verranno date dal nazionale. Quindi come al solito è un gatto che si morde la coda ed è sempre la solita cosa, perché da una parte c'è gente che ha voglia di fare, che ha voglia di affrontare, che ha voglia di andare avanti, dall'altra parte c'è un freno incontrollabile che frena tutti i problemi che abbiamo. È un problema serio, un problema che a livello nazionale abbiamo affrontato in quest'ultima legislatura e che verrà affrontato dalla prossima legislatura che inizierà dal prossimo anno. Il Veneto, devo dire, mio malgrado da emiliano, che ci anticipa sempre. Ancora una volta siamo i primi come Confartigianato ANAP ad affrontare problemi di questo genere, come al solito cercheremo di dare il nostro contributo e ci auguriamo tutti, speriamo tutti che anche il nazionale, dove non si fa assolutamente niente, parlo del nazionale politico in questo caso, ad un certo momento basterebbero solo che ci ascoltassero e applicassero il 10% delle nostre proposte, sarebbe già un grandissimo successo. Anche quest'anno il suo contributo per la pubblicazione, che quest'anno parla di non autosufficienza, è fondamentale perché ci sono dei numeri interessanti, cioè prima di tutto mi ha incuriosito il fatto che è difficile dare dei numeri.
Sì, perché abbiamo delle complessità di fonti, quindi sulla questione della non autosufficienza intervengono vari soggetti, quindi dall'INPS a tutte le varie formule poi di sistema, alla sanità per quanto riguarda alcune forme di intervento di quelle che sono sia sulla residenzialità che... Per cui si va per stime, ecco, anche se ovviamente sono stime molto vicine a quelli che sono i dati reali. Noi quest'anno abbiamo voluto dare un taglio preciso sulla questione della non autosufficienza rispetto al tema generale della sanità e dei problemi sociali, perché la non autosufficienza, proprio come abbiamo detto, è un appuntamento già al presente e qui invece stiamo un po' dormendo su quello che potrebbe essere una cosa drammatica sotto tanti aspetti, sia sociali, umani, eccetera, ma anche economici. Chi affronterà il tema, i costi della non autosufficienza che oggi sono veramente in affanno? Un altro dato che emerge dalla vostra raccolta di informazioni, diciamo così, è che ci sono poi tantissimi enti che si occupano di questa cosa, perché parliamo dei comuni, parliamo delle regioni, ci sono i fondi nazionali, però sono tutti scarsi, è difficile anche riuscire a raggiungerli. Sì, c'è un problema di fondo che è quello di fare chiarezza sulle varie responsabilità, perché più si confondono e poi meno si fa. E poi c'è una dispersione di risorse. Allora la proposta che emerge anche nel nostro studio è che o si realizza davvero un sistema in rete dove a ciascuno è chiaro cosa deve fare e quello che fa l'altro lo si sa, e quindi quello che un pochino sta avvenendo nel Veneto. Nel Veneto bisogna dire che questa commistione, perché è dagli anni '80 che è stato creato il sistema sociosanitario, quindi il ruolo dei comuni, il ruolo delle varie aziende sanitarie territoriali e dall'altra parte quello che invece è, diciamo, quello nazionale. E questo fatto effettivamente dai numeri emerge che il Veneto rispetto al generale è una realtà che affronta con molta serietà, ma per quanto tempo riesce a reggere? Se oggi pensiamo che dal fondo della sanità specificatamente vengono prelevati 700 milioni, che quindi non vanno direttamente alla sanità, ma vengono in questa attività, non so, quando il fondo nazionale è di 498 milioni, qui c'è uno squilibrio, una sproporzione. Quindi va benissimo la politica che sta facendo il Veneto nel sociosanitario, però le risorse cominciano a essere veramente preoccupanti come possibilità di sostenerle nel futuro. Sì, perché la non autosufficienza, altro dato che emerge dalla ricerca, è sostanzialmente sulle spalle delle famiglie, perché badanti, tutto questo sistema è a carico delle famiglie. Oggi sia la questione della residenzialità ha dei costi altissimi, non tutti possono permettersi di avere una pensione tra i 1.800 e i 2.000 euro, questo. E dall'altra parte la badante, che oggi è una soluzione, ovviamente spessissimo con una situazione irregolare, con tutto quello che comporta. E poi c'è il problema della forte solitudine degli anziani, quindi quando oggi pensiamo che circa il 30% degli anziani, con il fatto anche che le famiglie ormai si sono atomizzate e sono soli, e quindi l'insorgenza della malattia cronica, che è dimostrato che man mano si cresce verso i 75, sopra gli 80, si moltiplicano purtroppo, chi può assistere? Allora c'è un problema di assistenza proprio dal punto di vista sociosanitario, ma c'è anche un problema di sostegno economico-finanziario e non so alla lunga se le famiglie riescono a sostenere, anche proprio per la loro frantumazione. Cosa si può fare? Perché il tema è veramente vasto e rischia di diventare sempre più grande. Ma io mi occuperò soprattutto, vista l'esperienza che sto facendo nella realtà di Isola, che è una bella realtà, di rendere sostenibile le risorse per il futuro, perché come si vedrà dal convegno emerge una grande preoccupazione. Aumentano i non autosufficienti, 200.000 nel Veneto, 2 miliardi il costo complessivo della non autosufficienza, c'è già un importante investimento della Regione Veneto, ma la domanda da porci è: basterà, visto l'aumento significativo che deriva dal fatto poi che già in età adulta le persone tendono ad avere una o più malattie croniche che poi sono destinate a sfociare nella non autosufficienza. Allora, partendo da qui, l'idea era quella di creare un fondo integrativo per le cure a lungo termine. Come alimentarlo? Io non mi aspetto che lo Stato possa fare di più. Io penso che dobbiamo rivedere da un lato le risorse già in essere e in modo particolare con un ragionamento con l'INPS,
con un ragionamento con l'INAIL, che hanno alcune risorse che possono essere devolute al fondo, e poi ricorrendo alla vecchia mutualità, quando non scopriamo niente di nuovo, ma rileggiamo bene il passato. Tutti sanno, almeno i più anziani, cosa c'era in vigore fino al 1973. C'erano le vecchie mutue. Ora io non ho nessuna intenzione di rispolverare le vecchie mutue, ma quel principio di mutualità per cui un cittadino versa un piccolo contributo a garanzia della propria e altrui non autosufficienza, ho cercato di quantificarlo in 5 euro mensili, 60 euro all'anno, e altri 60 euro annui vanno chiesti all'azienda in cui lavora. In tutto 120 euro mediamente, poi magari il meccanismo tecnico potrà essere affinato. E tutto questo permette in un Veneto che ha 2.150.000 lavoratori attivi, senza considerare i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e i pensionati sono 1,5 milioni, a cui anche un contributo piccolino potremmo chiederlo. Faremo un fondo per le cure a lungo termine importante. Che cosa servirà questo? Servirà a ridurre la retta alberghiera, che oggi molte famiglie fanno fatica a pagare, ad aumentare le quote sanitarie per entrare in casa di riposo. Non dimenticate mai, degli ascoltatori, che sono 31.000 i posti nel Veneto e almeno 6.000 persone devono pagare tutto, non hanno contributo. E permetterà di dare un contributo alle famiglie che decidono di tenersi a casa la persona anziana. Questa è una cosa importante, perché ormai una badante sta non bastando più, soprattutto nei casi più gravi.